ad Arta Terme nel 1932 e sono sempre vissuto in questa zona perché era anche la mia famiglia e siccome Arta Terme ha avuto momenti molto felici negli anni 70 eccetera, quando era piena di turisti, adesso io riprendo il tema proprio per fare in modo di avviare una conoscenza anche di quelli che possono venire a visitare questa zona e che magari non la conoscono per niente, e io in questo modo posso introdurre la conoscenza della terra. Ecco. Ho ottenuto il trasferimento a Sutrio proprio, e qui noi siamo proprio nel paese che posso dire che è il mio secondo paese, perché ho vissuto qui i momenti più belli e interessanti della mia vita. Questa è stata un'esperienza molto bella dal punto di vista dell'insegnamento, perché qui era uno dei pochi paesi dove non esisteva l'allontanamento di coloro che abitavano per andare a cercare lavoro altrove. Essendo tutti falegnami, no? Avevano la capacità di poter produrre i loro prodotti artigianali di alto livello e venderli, e quindi potevano tirare avanti. Quando ho cominciato a insegnare arrivavano le classi da 32 fino a 38. Erano pochissimi paesi che avessero avuto tanti bambini, no? Perché appunto avevano la residenza fissa qui, no? Ho cominciato con loro a far conoscere l'ambiente e li portavo a fare gli studi di botanica, gli studi della fauna, eccetera, sempre fuori. Li portavo sull'ambiente perché conoscessero proprio il loro ambiente. E arrivando adesso all'arte in genere, essendo vissuto sempre qui, il mio collegamento diretto era con il mondo naturalistico, no? Perché mi ha salvato proprio come anima, no? Perché io nella disperazione trovavo un sostegno andando nei boschi, vedendo gli animali, vedendo le belle piante e tutto quanto. Io ero un grande osservatore, no? E amavo molto la natura, per cui questo mi ha aiutato anche a capire dopo come si dipinge quella natura che ami, no? Tutto questo può sembrare che non incida sulla pittura e sull'arte vera e propria, invece non è vero, perché è stato un arricchimento di osservazione. Avendo avuto tutti questi interessi molteplici, ho saputo leggere in profondità, ecco, il paesaggio, gli animali, e li ho saputi anche disegnare proprio dal punto di vista della grafica. Un giorno eravamo così in una scuola proprio e si parlava di arte e io ho raccontato questo episodio. Sapete, a proposito di arte, era venuto in un liceo classico un grande critico d'arte, no? E una ragazza molto preparata gli aveva chiesto: scusi professore, lei come potrebbe definire il genio dell'arte? Ah, dice, facile. E le ha dato questa risposta: 1/3 di genio e 2/3 di sudore. Bellissimo. Quando ho potuto finire la mia professione di insegnante, è chiaro che ho potuto avere più tempo a disposizione per poter proprio approfondire sempre più la mia professionalità, no? Ecco, e così ho continuato a trattare tutte le tematiche
dalla natura morta al paesaggio, poi alla figura, al ritratto, eccetera, fino a che poi sono arrivato, ecco, gradualmente a quello che vediamo adesso. Poi ho sentito il bisogno di andare oltre, cercando di arrivare in quel qualche cosa di misterioso che è il non definibile, ecco, cioè la ricerca spirituale, quella di poter esprimere i sentimenti che affiorano nel nostro animo e nella nostra mente, no? Ecco, l'arte, la pittura mi ha concesso di farlo perché ogni colore ha un significato ben preciso. Quando si arriva invece alla ricerca dell'interiorità, lì i colori cambiano, perché ci sono quelle tinte che aiutano a fare la riflessione meditativa, ecco, proprio in maniera di approfondire di più quelli che sono i sentimenti, le percezioni mentali che tu hai dell'interiorità, no? E che vanno a finire sempre dentro l'animo, lì si depositano e poi affiorano in qualsiasi momento, no? Parlando dei poeti classici, diciamo così, dell'Ottocento, io subito mi sono orientato in particolare verso i poeti dell'ermetismo, perché quelli che erano più classicheggianti erano un po' troppo, diciamo così, inquadrati, mentre l'ermetismo con pochissime parole dava una grande intensità al sentimento che usciva da quei cuori. Penso che in questo mondo quello che serve è quel qualche cosa di positivo, e torniamo a noi, no? A quello che abbiamo dentro l'anima, di poter dire, ecco, io ho contribuito, per esempio, anche quando insegnavo ai ragazzi della scuola, no? a dare una sensibilità vera alla loro lettura della poesia, no? E facevo sempre proprio questi accenni, queste riflessioni agli studenti delle magistrali, e loro apprezzavano molto proprio questo fatto, perché li aiutavo a penetrare in questo mondo misterioso. Ecco, questo è il discorso. La poesia gli dà tanta forza. Quando mia mamma mi ha comprato la prima cassetta coi colori, quello che ha fatto una cosa sorprendente, ha comprato una fisarmonica di occasione, no? E io ho cominciato a suonare così. Dopo aver imparato un po' a suonare, prima ho fatto a orecchio, no? E poi pian pianino ho studiato anche la musica, sempre da solo. L'ultima neve di primavera.
motivo, no?